Bentrovati allo spazio di approfondimento che segue il telegiornale serale, in cui ritroviamo l'amico di Tele4 Andrea Blau. Ciao Andrea, bentrovato. Buonasera a tutti, buonasera amici a casa, buonasera. Buonasera. Allora, con Andrea molto spesso approfondiamo questioni legate ai social, all'informatica e all'intelligenza artificiale, di cui abbiamo parlato più volte. Siamo già dipendenti dall'intelligenza artificiale, recita il titolo, che per me è da brividi, perché insomma non è che condivido molto questo diciamo così futuro, ma purtroppo al futuro e alla tecnologia quasi sempre bisogna arrendersi. Siamo già dipendenti? Purtroppo mi sa di sì, e quello che hai appena detto forse è uno dei passaggi fondamentali da prendere in considerazione, ovvero partire da chi è critico sull'utilizzo, sull'abuso di questo strumento, di questi strumenti, che non è più, ormai non sta più neanche diventando tanto un abuso quanto un essere succubi dell'utilizzo stesso. E adesso mi spiegherò. Tu dici io non sono d'accordo sull'utilizzo, è giusto perché l'utilizzo oggi forse non siamo più pronti e ormai forse abbiamo fatto un passaggio in più rispetto a quello che è un punto di non ritorno. Per questioni economiche, non tanto di patologie che comunque si stanno sviluppando. Adesso in quei minuti che abbiamo cercherò anche di spiegare perché sono quindi un po' pessimista. Intanto partiamo dal punto che abbiamo già detto qua in questo appuntamento non anni fa, ma mesi fa, che si era in un momento in cui ci si doveva particolarmente preoccupare dell'utilizzo dei sistemi digitali, dell'intelligenza artificiale in un ambito dell'utilizzo di tutti i giorni. Si parlava dell'ambito dell'istruzione, dell'abuso che ne fanno i bambini, eccetera. Purtroppo da un sistema che potrebbe essere controllato come l'abuso dell'utilizzo di telefonini o di intelligenza artificiale da parte degli adolescenti, quindi genitori responsabilizzati, qua parliamo più in generale di popolazione. È stato fatto un sondaggio che ha fatto evidenziare che usano l'intelligenza artificiale 3 persone su 4. Però metà... In modo consapevole o inconsapevole? È difficile capire. Allora, tema, no? Facciamo così. Perché 3 persone su 4 utilizzano l'intelligenza artificiale? Perché stanno cercando di recuperare tempo e trovare una soluzione semplice da uno strumento di cui però non si fidano. Perché 1 su 4, quasi 2 su 4, non si fida dell'intelligenza artificiale. Quindi l'utilizzo è, sto pensando ad un cantante, non mi ricordo il nome, vado su motore di ricerca, non è intelligenza artificiale, ma nel momento in cui da poco tempo io utilizzo il motore di ricerca, l'intelligenza artificiale associata sta apprendendo da me che io sto cercando quel nome, quindi sta costruendo un database su di me. Poi io vado al lavoro, ho un problema, il datore di lavoro mi sta chiedendo di trovare una soluzione e nei tempi che vorrei non ho le soluzioni. Dovrei chiamare questo, quell'altro, magari mi espongo, mi giudicano, decidono che non sono andato a quel lavoro, cosa faccio? Telefonino e chiedo all'intelligenza artificiale. Quell'intelligenza artificiale mi darà delle soluzioni. Io potrò scegliere fra più soluzioni, potrò chiedere eventualmente alternative, posso chiedere all'intelligenza artificiale, ma da dove hai preso queste notizie? Se da un problema del settore metalmeccanico ne esce fuori che quella fonte è Confindustria, il rischio è che quella persona si lanci sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza problemi di quello che può essere una conseguenza, ovvero non ha deciso lui. Se viene chiesto perché hai fatto quel passaggio, perché me l'ha detto l'intelligenza artificiale? Non solo, ma uno dei rischi, e magari ci torneremo dopo, è un calo di creatività. Anche questo l'avevamo detto parlando dell'utilizzo dei telefonini negli adolescenti. Si evidenziano già dei problemi di calo di creatività, di attenzione negli adolescenti che purtroppo abusano dei telefonini. Sull'intelligenza artificiale stiamo parlando proprio di attività professionali. Nel mondo di oggi, rispetto a quello dell'anno scorso, non di decenni o generazioni fa, per esempio circa il 30% dei professionisti dichiara di incominciare a utilizzare l'intelligenza artificiale. Questo vuol dire che attività che faceva prima l'uomo vengono fatti da un software che è creato dall'uomo, che è gestito dall'uomo, perché insomma dietro l'intelligenza artificiale non c'è soltanto la soluzione del mio problema, ma qualcuno che ci guadagna.
a monte. Quindi io sto utilizzando un sistema che bypassa l'attività di una persona. Questa è dipendenza, perché se io lo faccio una volta, ok, ma se lo uso strutturalmente per il mio lavoro, difficilmente poi quando sono al bar non cercherò il nome sul motore di ricerca, o come purtroppo ho sentito c'è stata una intervista telefonica dove hanno chiesto alle persone se utilizzerebbero l'intelligenza artificiale per questioni personali. Per esempio, vuoi fare colpo su una ragazza, la ragazza vuole fare colpo su un ragazzo, tu chiederesti all'intelligenza artificiale cosa dovresti mettere sul messaggio? L'intelligenza artificiale, se è stata autorizzata, non solo va a vedere le chat che tu hai autorizzato vengano viste, ma eventualmente ti chiede di inserire alcuni messaggi precedenti, fa una valutazione di quello che è il tempo di risposta di uno e dell'altro, di quali sono stati i messaggi e ti suggerisce come rispondere per cercare di avere un approccio magari dopo una lite. Purtroppo persone al telefono hanno risposto, io l'ho fatto e ho avuto anche risultati buoni perché ho riavuto un contatto con il mio compagno, stiamo parlando di ragazzi dai 25 ai 30 anni che possono usare questi strumenti, quindi sta entrando proprio nella sfera personale. Se non si parla di dipendenza in questo caso mi viene difficile definire in maniera diversa. Ricordiamoci. Mi hai rattristato con questo aneddoto, mi hai proprio affondato. Io sono rimasto scioccato, non rattristato, perché solo pensare di utilizzare l'intelligenza artificiale per trovare la soluzione a un messaggio d'amore è di un'intristenza infinita, ma poi che la persona che lo ha fatto trovi soddisfazione al risultato finale. Io dubito che quella persona si limiterà a quella volta, a quell'episodio. Probabilmente lo farà. Cosa faccio? Vado a pagare le tasse oggi o lo faccio domani? E vado? Cosa vuol dire se vado alle tasse? Quella persona mi ha tradito, cosa gli faccio? Cosa succede se l'intelligenza artificiale dice io lo punirei fisicamente? C'è un limite? Io non lo so se c'è un limite in quelle risposte. Non ne ho idea, perché non c'è un controllo. Spero di sì, però ci sono stati episodi di violenza tra minori, perché non magari l'intelligenza artificiale gliel'ha detto, ma perché con l'abuso di strumenti si è imparato ad essere violenti, o meglio che la violenza serve per essere dei leader. Per esempio l'utilizzo in emulazione dei coltelli, ormai sembra che tutti abbiano rivalutato l'utilizzo di quest'arma. Ed è preoccupante perché tutto un insieme è pericoloso distinguere le cose, stiamo parlando comunque di una fonte, che è quello di utilizzo diverso di uno strumento che è nato per migliorare la nostra condizione di vita. Oggi ci sta condizionando, per questo il titolo. Siamo già dipendenti dall'intelligenza artificiale? Purtroppo sì. E dovremmo fare un passo indietro. Passo indietro vuol dire rinunciare a alcune cose, appunto come per esempio nel mondo del lavoro, che ci dà una mano, ci fa spendere meno tempo, ci fa avere una maggiore produttività, però ci incatena l'utilizzo di quello strumento. Faccio un altro esempio, io sto usando sul lavoro questo strumento, ma se io non sono presente, quello strumento è in grado di lavorare senza di me? O con una persona che non è in grado di fare le mie cose? Sì. Ma come sta impattando appunto sul mondo del lavoro in termini di posti di lavoro futuri anche? Ci sono correnti di pensiero diverse, nel senso c'è chi dice che non ci saranno impatti di riduzione dell'occupazione perché ci sarà un ricambio, quindi chi faceva di certi tipi di lavori andrà a farne altri, perché se verrà rimpiazzato da strumenti digitali, robot per esempio, anche questo ne abbiamo già parlato, andrà a fare altro. Io mi domando cosa però e a che condizioni. Stiamo parlando di un momento in cui il mercato del lavoro sta denunciando la carenza nel settore della ristorazione. Perché? Perché quel settore non è appetibile. Se l'intelligenza artificiale, l'utilizzo di strumenti robot o digitalizzazione blocca in alcuni settori e le persone là non trovano più lavoro, dovranno cadere in settori meno remunerativi, come per esempio la ristorazione. Quindi la ristorazione potrebbe trovare soddisfazione, trovare dipendenti, perché? Perché non ci sono più altri posti di lavoro. Abbiamo salvato posti di lavoro, ma abbiamo creato povertà, perché le retribuzioni di un ingegnere o di un impiegato in un ufficio sono di un valore, quello di un banconiere o di un aiuto banconiere in un bar hanno un altro valore. Difficile recuperarlo proprio perché poi anche in quei settori c'è l'intervento dell'intelligenza artificiale, anche semplicemente per fare un acquisto di materie prime, compro i gingerini oggi o domani, attività predittiva, chiedo al sistema lo storico dei costi del prodotto,
guardo qual è la situazione generale nel mondo, quali potrebbero essere incidenze sul costo delle materie prime, come un gingerino, e il computer mi potrebbe dire, l'intelligenza artificiale, guarda, comprane 10 scatole, 10 casse invece che 5 perché il prezzo potrebbe aumentare. Non lo fa il fornitore che ti fa un'offerta commerciale, decidi tu di farlo su una predittività di uno strumento che potrebbe anche essere utile, ma è l'abuso che è pericoloso. Poi siamo partiti da un presupposto, siamo dipendenti, lo stiamo utilizzando troppo, anche per cose come per esempio la messaggistica. L'andamento che mi chiedevi, è preoccupante il fatto che ci sia in Europa un coinvolgimento per esempio del 13% di lavoratori nell'utilizzo di sistemi con intelligenza artificiale, quindi soltanto il 13% è coinvolto in una collaborazione con quei sistemi, tutto il resto sono in sostanza esclusi. Il 30% delle aziende in Europa utilizzano l'intelligenza artificiale. Questo vuol dire che in quel 30% il 13% dei lavoratori vengono coinvolti nell'attività dell'azienda. Se io leggo così questi dati, che sono troppo freschi per avere un dato certo, però un'interpretazione è quella di un calo dell'occupazione umana laddove invece viene sostituita un'attività fatta con macchine. In tutto questo come si pone l'Europa e l'Italia da un punto di vista della prospettiva? Male, perché per esempio l'innovazione di brevetti di applicazione di intelligenza artificiale, ovvero l'investimento economico sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi, domani e per il futuro, riguarda per il 61% dei brevetti esclusivamente la Cina. Quindi si utilizza uno strumento che è prodotto sostanzialmente solo da altri. Sì. Esempio, macchine, noi e Cina. Purtroppo anche là stiamo perdendo un po' il confronto, tanto è vero che il mercato dell'automobile viene aggredito da quello che è il mercato del prodotto automobilistico cinese, perché ha dei costi più bassi, molto più bassi di produzione, ma una qualità che prima era molto scarsa, anzi quasi non esistevano quei mezzi, molto elevata, quindi è molto concorrenziale sul mercato. Però se facciamo un salto indietro nel tempo, l'Italia era bravissima a fare automobili, era leader, soprattutto in quello dell'ideare delle linee, e era molto concorrenziale su altri paesi proprio perché c'era un evidente valore aggiunto che era il know-how di chi produceva, cioè l'idea della macchina, la concezione, la cultura di cos'era la macchina per una persona. In questo momento si sta perdendo questo valore, non solo, ma noi non siamo assolutamente competitivi con la Cina da questo punto di vista, non soltanto perché loro hanno materie prime meno costose, ma perché l'investimento è sproporzionato. Parliamo di, non so, 200 miliardi di investimenti sulla ricerca, sull'intelligenza artificiale come Cina, mentre è 10 volte inferiori in Europa, non in Italia. Quindi se abbiamo questo gap è difficile colmarlo, quindi in sostanza noi stiamo diventando dipendenti di un altro paese, di strumenti che crea ricchezza per altri paesi. Noi siamo semplicemente un mercato da aggredire. Però qua siamo andati più su una questione economica. Tu mi dicevi l'impatto su quello che sono, che l'occupazione, appunto l'ho già detto, ma per esempio l'utilizzo di questi strumenti da parte dei giovani sta aumentando in maniera esponenziale. Le ricerche non si fanno più sui libri, si fanno con ChatGPT. Quindi io metto, dammi questa ricerca, ho bisogno dei personaggi storici del 1900 che hanno avuto un impatto sulla società, eccetera. Questo ti dà un risultato, tu te lo leggi e poi magari lo porti a scuola. Quel risultato preso così non ha quell'impatto nella memoria come uno studio fatto su un libro vecchia maniera. Purtroppo ha una, usiamo il termine, perdura nella memoria di una persona, che sia giovane o non giovane, per molto meno tempo rispetto a quello che è l'utilizzo del classico di una ricerca fatta su un libro. Tanto è vero che ho visto un servizio su una televisione di una scuola che sta mescolando le due cose, gruppi di lavoro che utilizzano parzialmente il digitale per fare le ricerche, ma c'è uno scambio di risultati della ricerca tra le persone in modo da poi discuterne e portarlo poi ognuno un contributo. Interessante questo. Andrea, sicuramente ne continueremo a parlare in una prossima puntata. Grazie per l'approfondimento e i dati che ci hai portato su materie così di attualità. Grazie Andrea Blau. Grazie ancora Andrea Blau, è tutto, restate con noi, restate su Tele4.
Ciao.